Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di due frutti di stagione che sono la cerasa e il crisuommolo o crisemmola. La cerasa è la ciliegia praticamente e il nome ha due possibili origini. La prima dal turco, perché pare che le ciliegie venissero dalla località di Cherasa in Turchia. La seconda invece dal greco, da Kerasos, ovvero di Cerasunte, che è una località dell'antico Ponto dove secondo gli storici romani furono importati in Italia i primi alberi di ciliegie. La seconda parola è crisuommolo o crisemmola, che indica l'albicocca. L'origine in questo caso è certificata ed è greca, perché crisuommolo è la scompattazione di crisomolon, ovvero frutto d'oro, questo per il colore dell'albicocca così dorato. Detto questo io vi saluto, vi aspetto per la prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice a Napoli, ciao Brim!